Il governo è cambiato, la volontà di autonomia del Veneto no. Il progetto suggellato dal referendum del 22 ottobre 2017 continua, salvando il lavoro svolto finora e iniziando il dialogo con un nuovo interlocutore. La prossima settimana il neoministro per gli affari regionali Francesco Boccia sarà qui a ricevere dal governatore Zaia la bozza d'intesa. Abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare, i compiti per casa. Come dico io, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, adesso noi consegniamo al ministro Boccia non solo un resoconto di tutte le attività in maniera tale che non ci siano dubbi o dichiarazioni poi distorte a livello nazionale sul fatto che si è fatto o non si è fatto, cioè sono date, orari e riunioni fatte, elaborati prodotti, e dall'altro consegneremo anche ufficialmente al ministro ovviamente la bozza d'intesa che noi siamo disposti a firmare già lunedì se volesse firmarla. C'è poi già un dato politico assodato che Zaia sottolinea con forza. Fino a pochi anni fa l'autonomia appariva una chimera, oggi è tra i temi in cima all'agenda politica nazionale. Prima del 22 ottobre 2017 dicevano che fare il referendum sarebbe stata un'utopia. L'autonomia era utopia, il risultato qual è? Oggi che noi parliamo di autonomia, che il governo parla di autonomia e che comunque l'agenda del governo e tutti gli angoli del paese parlano del progetto dell'autonomia. Questi non lo vorranno fare, si metteranno di traverso, arriverà qualcuno che prima o poi la farà, perché va a finire così. Vedrete, ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni nel 5 maggio, sarà così. Intanto, nel terzo incontro per le Olimpiadi Cortina Milano 2026, che si è tenuto nel capoluogo lombardo, non è uscito il nome del CEO che guiderà il comitato organizzatore dei giochi. Se ne ridiscuterà al prossimo tavolo olimpico, previsto alle Fiere di Verona il 7 ottobre. Per i giochi invernali si attende poi anche l'arrivo di una legge ad hoc dal Parlamento. Sì, la legge olimpica è proprio obbligatoria, deve esserci una legge approvata dal Parlamento che sancisce un po' le regole e le modalità di gestione di tutta la partita olimpica.